Eccoci qua a Budusò e siamo agli scavi archeologici Asos Muros. Sono qui in compagnia del direttore responsabile degli scavi, dottoressa Giovanna Frondoni. Benvenuta e grazie di essere qui, anzi sono io che sono venuto da voi. Infatti, bentornato. Bentornato. Per chi non l'avesse visto, l'anno passato siamo già venuti qua, quindi potete andare a cercare magari su YouTube il video degli scavi del 2022. Siamo tornati perché siamo qui alla quarta campagna di scavo, sì. Quindi significa che è un sito molto interessante. Sì, è un sito sicuramente interessante, noi speriamo di poter continuare a scavare, siamo qua, come diceva Gianmario, da 4 anni. Adesso stiamo continuando a scavare nell'area del Pozzo Sacro. Chi ha visto nei video precedenti questo scavo, siamo in un insediamento nel territorio comunale di Budusò, al confine con il comune di Bitti, in una posizione molto interessante sia oggi ma anche nell'antichità. Ci troviamo in un'area altamente popolata, densamente popolata in tutta la preistoria e protostoria, e in una zona sicuramente di passaggio. Qua vicino ci sono tra le più importanti vie di comunicazione dell'epoca. Abbiamo il fiume Tirso, qua siamo vicini alle sorgenti del Tirso, e abbiamo una via di comunicazione naturale che è quella che è ricalcata dalla strada statale 389 che porta a Bitti. E non solo, qua dietro di noi, dietro questa collina, da quella parte c'è il sito di Romanzeso di Bitti, quindi siamo in un'area sicuramente molto importante. E qua in questa campagna di scavi stiamo proseguendo le ricerche nell'insediamento di Solmuros, che è un insediamento che per ora si può datare tra bronzo finale e prima età del ferro, costituito da tutta una serie di strutture, e al centro un pozzo sacro che avete avuto modo già di vedere nel video della campagna precedente, da cui stanno venendo fuori importanti informazioni. Allora, l'anno passato quando siamo arrivati qui diciamo non è come oggi, avete indagato in altre aree. Mi ricordo che, quindi completiamo un po' quello che è successo l'anno scorso. L'anno scorso avevamo dato poi la notizia delle perline, di cui una molto bella è stata trovata l'ultimo giorno che ero proprio io qua. In questo periodo qua sicuramente avete fatto anche adesso le indagini all'università. Cosa ci sai dire di più? Allora, intanto quando eri venuto tu erano proprio i primi ritrovamenti di perline, sì. Poi sono seguiti a cascata, siamo arrivati a trovare 164 perline, a cui se ne sono aggiunte tante altre che abbiamo rivenuto qualcuna anche quest'anno. Sono vaghi di collana, di pasta vitrea, di ambra e qualcuno probabilmente di cristallo di rocca, che sono stati mandati in analisi. Ancora non abbiamo i risultati delle analisi, però si trovano in Toscana, in un centro di fisica applicata in cui stanno facendo dei controlli sulla materia di cui sono fatti. Quindi cercheremo di risalire alla materia in cui sono stati realizzati, e non solo, dalla ricetta, capire anche da dove proviene la pasta vitrea. Quindi a breve dovremo avere qualche informazione. Tu hai già un'idea? No, in realtà ci sono dei confronti? I confronti sono tanti in tante zone del Mediterraneo, però aspettiamo proprio di capire. Le zone di provenienza del vetro non sono tantissime, aspettiamo un po' di capire in base ai risultati delle analisi da dove possono vedere. Molto interessante. Sicuramente, poi tra le perline una particolare, un vago a forma di cuore, che è confronti con un altro ritrovato a Romanzeso, e da quello ci aspettiamo grandi informazioni perché sono gli unici 2 in Sardegna, e quelli sono stati trovati nell'area dell'atrio del pozzo. Abbiamo continuato a scavare un po' nell'atrio del pozzo, dove sta iniziando a venire fuori una sistemazione. Non sappiamo esattamente se siano scalini, ancora siamo all'inizio delle indagini, se siano scalini o un lastricato. Comunque sta venendo fuori quella che doveva essere la sistemazione del pozzo. Abbiamo continuato a scavare, a mettere in luce il muro di una grande struttura vicino al pozzo,
in cui ancora c'è tanto da fare, però si iniziava a vedere già il diametro e a riconoscerlo un po'. E in più stiamo scavando nella struttura in cui ci troviamo adesso, che è una struttura di discrete dimensioni, molto interessante. Ne avevamo trovato un pezzo l'anno scorso, quando sei venuto se ne vedeva un pezzettino, e adesso siamo riusciti a trovare tutto il perimetro e persino l'ingresso. Proprio oggi è stato trovato l'ingresso. All'interno stiamo ancora scavando, comunque è venuto fuori il crollo del tetto, quindi già ci darà qualche dato interessante su come erano fatte, come erano coperte queste strutture di epoca nuragica, diciamo del bronzo finale ferro, quindi siamo in un periodo abbastanza avanzato. I materiali che stiamo trovando ci riportano proprio in quel periodo più verso l'età del ferro. Diciamo che rispetto all'anno scorso probabilmente avete più opportunità questa volta di avere dei dati. Ho visto che avete ritrovato frammenti di ceramica, dei pezzetti di legno carbonizzato, quindi avete molte opportunità per andare a risalire a una datazione che più o meno sappiamo, no, qual è il periodo, però avere già una data insomma certa è un'altra cosa. Sì, quest'anno ci darà dei dati scientifici in più. Se l'anno scorso magari con la messa in evidenza di quel grande muro della struttura 2 che si è fatto vedere, che vedrete, è stato un impatto più visivo, quest'anno a livello visivo i risultati si vedono meno, però abbiamo molto materiale scientifico. Il fatto di aver ritrovato tutta una serie di carboni, di resti di legno carbonizzato, per noi è un tesoro, perché questo ci permetterà di fare delle datazioni, di riconoscere il tipo di legno con cui erano coperte le strutture, insomma ci darà tanti dati. Chiaramente quando c'è una situazione del genere i dati che si possono ricavare sono tantissimi. Sono tanti, sì. L'area di cui stai parlando adesso è proprio questa qua alle spalle, dove stavano i ragazzi. I ragazzi, esatto. Quindi è stata ritrovata qui. Quindi questa era una capanna. Sì, una struttura circolare. Una struttura circolare da dove l'ingresso era da questa parte. Si vede il muro lì dietro. Eccolo qui. C'è un setto divisorio che divide l'ambiente in almeno due parti, poi piano piano vedremo. È una grande struttura interessante perché si trova vicino al pozzo e questo gli dà sicuramente un valore particolare. Sì, allora io ti ringrazio. Sicuramente allora qui siamo all'inizio di quello che si potrebbe fare, cioè qui è un qualcosa, adesso dopo vedrete qualche immagine, ma qui attorno è un'area molto probabilmente dove c'era tantissimo. Sì, l'insediamento è molto deve essere un insediamento molto grande, anche importante, visto anche i frammenti che avete ritrovato di ceramica, che erano molto ben lavorati. Quindi è un luogo importante questo probabilmente. Certo, la ceramica che abbiamo trovato all'inizio non era proprio interessantissima perché forse anche molto distrutta dal tempo e dalla posizione in cui si trovava. Quella che abbiamo trovato in questa struttura è di grande qualità, quindi probabilmente sta benissimo in un ambiente cultuale. Ecco. E stiamo parlando, adesso non abbiamo i dati, ma probabilmente stiamo parlando del primi ferro. Prima età del ferro, sì. Ferro, più o meno siamo lì. Mettete attorno al 900, 800, non sappiamo, finché non facciamo le datazioni non ci allarghiamo troppo sulla cronologia esatta, ma quest'anno avremo la possibilità di farle, quindi vedrete che dati tireremo fuori. Quindi non vediamo l'ora di sapere qualche informazione in più. Io ti ringrazio tantissimo, vi lascio continuare al lavoro, come vedete stanno ancora scavando. Anzi, ti faccio dire una cosa, qua state andando con scavo stratigrafico. Assolutamente. Vedete, lì ci sono le tabelle, segnano tutto. Sì, qua si va veramente con delicatezza, data la situazione, si cerca di ricavare qualsiasi dato, si documenta tutto. Abbiamo stazione totale, quindi quotiamo, prendiamo tutti i dati, abbiamo rilevato le strutture e più chiaramente vediamo per US, quindi è tutto assolutamente posizionato. Grazie, come abbiamo anticipato Giovanna prima, abbiamo messo in luce questa struttura che già avevamo iniziato ad indagare l'anno scorso. Quest'anno siamo riusciti, allargandoci, a individuare tutto il perimetro della struttura e quindi piano piano adesso attraverso lo scavo stratigrafico mettiamo in luce tutte le situazioni che stiamo rinvenendo.
e si è presentata questa situazione dove praticamente abbiamo trovato dei grossi ammassi di carbone e anche di alcuni condotti che probabilmente ci fanno pensare proprio al crollo della struttura già in epoca antica. Qua stanno lavorando per l'appunto i giovani archeologi dell'Università di Sassari, sono laureati in archeologia, Daniele, Rosa e Serena, che per l'appunto stanno mettendo in luce tutto il crollo della struttura. Qua per esempio Daniele sta continuando a scavare tra il paramento murario esterno della struttura e la parte del crollo. Credo che sta mettendo in luce alcune pietre. È un lavoro molto delicato e di pazienza, però che ci permette di ottenere più informazioni possibili. Mentre qua invece Serena sta mettendo in luce alcuni condotti che ti dicevo prima. Queste proprio erano la parte superficiale del crollo della struttura. Quindi, sono proprio argilla cruda che poi esatto, sottoposta ad un'alta temperatura, probabilmente di un incendio, si è proprio quasi... quindi riepilogando possiamo dire, come ha detto anche prima Giovanna, che qua c'era una capanna circolare, Esattamente, siamo sui 7 metri di diametro. Quindi è molto grande. Poi a un certo punto, non sappiamo logicamente il motivo, c'è stato un incendio, Sì. è crollato tutto e tutto quello che era dentro, diciamo, si è carbonizzato. Sì, Quindi la copertura, esatto, perché la copertura in legno. abbiamo trovato anche tantissimi frammenti di carbone, ma anche grossi, proprio pezzi di Qui, travetti, proprio in di questa legno, area di qua che rametti. stiamo guardando Si può vedere adesso. anche, ne possiamo vedere anche alcune tracce qua. Ve lo faccio anche vedere, ecco qua, vedete? Questo nero che si vede qua è proprio le tracce di carbone, che sono molto importanti, Sì. come abbiamo detto prima. Perché con poi ci Giovanni. possono dare informazioni, perché a seguito di datazioni scientifiche ci possono permettere proprio di inquadrare anche cronologicamente l'intera struttura, cioè quando questo incendio è avvenuto. E invece qui abbiamo Rosa che sta, anche lei probabilmente ha rinvenuto l'ingresso della struttura, che è a sud, come la maggior parte delle strutture di epoca nuragica, e quindi anche lì è stato rinvenuto l'accesso alla struttura, e piano piano per l'appunto utilizzando il metodo stratigrafico sta per l'appunto asportando lo strato di crollo che era formato da pietre di piccole dimensioni, terra e pietrisco ancora più minuto. Quindi quello che state vedendo adesso sta proprio liberando la parte dove probabilmente lì, anzi molto probabilmente c'era l'ingresso, è quello lì, è stato identificato. Quindi strato dopo strato Esatto. sta liberando la terra. Esattamente, come ha ricordato prima Giovanna, in uno scavo scientifico viene documentato tutto, cioè vengono rilevate le pietre o le US, vengono fatte eseguite le fotografie e poi si procede con l'asportazione naturalmente In quest'area dello qua, strato. anzi guardate qua, adesso vi faccio vedere, qua si può vedere proprio l'argilla, vedete? Sì. Che era proprio la parte del tetto che poi è collassato. Vedete qua, adesso non so, in camera non si riesce proprio a vedere bene, però